Sì, anche perché a questo punto è meglio, sì. Mamma mia. Allora, ci risiamo. Neanche 5 minuti ci abbiamo messo. Sì, infatti sì. Allora, il gioco a voi si vede tranquillamente. Ok, OBS è tranquillo e sereno. Allora, siamo tornati in azione. Il problema è che l'ultima volta c'è stato un problema. Sì, L'ultima volta c'è stato un piccolissimo problema, c'è stato un boom. sì. C'è stato un boom. Per colpa di qualcuno. Allora, se tu al mio terzo giorno di lavoro mi dici mi disinneschi una bomba in un corridoio di un laboratorio sotterraneo nascosto dal governo mentre lavori No, non è nell'FBI io ti avevo e dato c'è delle una talpa. indicazioni precise, tu le hai evitate. Cazzi tuoi. Quindi non mi sembra il caso di... Quindi mo adesso Cazzi tua. cerchiamo un attimo di capire continuando che cosa ci succede, un attimino dove andiamo a Ho cambiato parare. partner, non collaboro No, più no, con te. noi ci hanno dato a noi tutto il caso. Allora, ho cambiato Siamo stati partner. assunti insieme, quindi No, io sto con George Lucas. non penso, non È penso. giusto. Proprio giusto. Allora, sono le 7:25. Ecco, noi l'altra volta siamo arrivati qui. Allora, aspetta, mi tolgo un Sì. attimo il pad davanti, così sto un pochino più comodo. Usa pure le tue credenziali oggi per entrare. Allora, Devi stare attento. Evan Tanner, password Francesco Puzza 72. No, tu sei agente 72 Cooper. non è l'età, ma il grado Sì, di puzzo che lui produce. Allora, oh, c'è di nuovo Al. grande. Abbiamo preso il fantasma. Ok, comunque hanno preso... No, non è che ho tradito Pendel, non è che l'abbiamo fatta No, apposta, mo la no, faccio scoppiare. Sto bene più o meno, cioè ci dispiace. Però, oh, non avevi la preparazione necessaria a un compito come quello. Anche perché sul curriculum, sul contratto di lavoro c'era collabori con agenti, no, disinnesca pure bombe, quindi per mo ci attacchiamo ai me dettagli, lo però. dicevano e io mi organizzavo un attimo diversamente. Allora, c'è un altro problema urgente. Cos'è successo? Allora, dopo che hai dimostrato che l'incendio a casa di Mia non è stato accidentale, Andrews si è rimessa sul caso e dopo aver finalmente completato l'elaborazione di prove e reperti, ha notato qualcosa, qualcosa di cui prima non si era accorta. C'era una microspia nell'appartamento di Mia. Ok. Qualcuno la stava osservando. Vabbè, grazie. Dicevano esperimenti di risparmi di dettagli, ok. E quindi forse possiamo triangolare qualche segnale, Sì. qualcosa del genere. Vai, vai, connettici. Allora, I told you we'd be working together again, didn't I? So I have effettivamente ci aveva time. visto giusto. The deal is this. If we can find out who's watching these feeds, we can find our mole. But first things first. We need to identify the person being watched in this second feed. Can you help me, operator? Ok, allora, facci vedere un attimo come si fa. Here's the feed. Dici Alfie tutto. Pal told me that to share it, I had to type in, press this, and then...
Ok. All right. You should have access now. Send me the name of the person via the human DB as soon as you have it. Thanks, Operator Tanner. Va bene. Ok, questo è un feed live adesso, quindi dobbiamo capire chi è sotto osservazione. Vediamo se possiamo capirlo da qualcosa. No, dalla finestra non è che si capisca qualcosa. Mm. Diverse bottiglie di birra, ok. Non si vede niente. Il letto? No. No, aspetta, Un secchio? un secchio. Prova l'infiltrazione sul soffitto? No. Però il muro sì. La parte è danneggiata. Ok, quindi questo abita C'è in un quelle case tram vicine nelle ai vicinanze, binari. Sì. tram nelle vicinanze. Ok. Sì, sì, sì. Su quelle case Da qui. accrocchiate sotto i binari dei tram in America. No, vabbè. Ah, Pensavo più che facesse più altro però, velocemente visto che già era stato se è in fatto. live vuol dire che deve uscire qualcosa all'improvviso? Quello è il punto, quindi dobbiamo davvero osservare fino a quando non appare qualcosa. Mm, A terra l'ha già cliccato. questo qua non avevo cliccato. C'è un Ah, è gatto. bello. Ok, signor gatto. Eh, La porta? no, niente. Sotto al letto, prova? Non si allarga. Mm, non vorrei che davvero passa all'improvviso o devi aspettare un minimo per... Che noi da qui comunque non abbiamo esaminato tutti i punti. O c'è qualcosa che ci sta sfuggendo? Che noi non abbiamo comunque applicazioni o altro. Non abbiamo... Ah, abbiamo solo gli oggetti che abbiamo sbloccato qui dal feed video. Quindi non c'è altro. Prova gli angoli della casa, del soffitto. Il mobiletto là vicino alla porta? No? Il tappetino della porta? No, ho già premuto. Non lo so. Non so più dove cliccare. No, è qualcosa che deve apparire all'improvviso. È l'unica cosa. Cioè, stiamo premendo veramente ovunque, quindi... Mm. Questa è l'unica cosa che c'hai. Sì, se andiamo nella cartella, abbiamo solo il file questo qui. Da qui non possiamo fare più niente. Sì. Senti, io non vorrei chiedere l'aiutino, però noi abbiamo premuto veramente ovunque. O è qualcosa in base agli indizi vecchi che abbiamo? Non lo so.
Non hai ancora fatto Alt F4. E perché, scusami? Francesco, il bello adesso è che dobbiamo capire come risolvere il caso. Che fai? Alt F4. Noi questo genere di giochi stavamo cercando. Tu vuoi farci quittare nel momento proprio del godimento massimo? Ma stai scherzando? Anzi, dacci una mano a risolverlo il caso. Il nome Golbat è già stato preso da Gianmarco, quindi ti devi trovare il Sì, tuo nome d'agente, eh? sì, mio Golbat. Mm, no, perché poi dalla TV o altro, mica posso... L'unica cosa potrebbe essere questa qua. Se clicco da qualche parte... Ho fatto un trofeo. Sì, perché ho cliccato tantissime volte visto che stiamo cercando indizi ovunque. No, non dà indizi Scusami, supplementari. in HumanDB non possiamo fare una ricerca in qualche modo? Di chi? Noi dobbiamo trovare il nome. Dico nei filtri, non c'è qualcosa che ci può aiutare a cercare qualcosa. S- no, ho sbagliato. Ferma. Fermati. Ho capito. Allora, noi ci serve un nome e un Solo cognome. noi, cioè proprio per accedere. Sì. Dagli oggetti qua niente. Rimettiamo il feed video. Francesco, o chiunque sia collegato in questo momento. Diamoci un tempo, ecco, sono 37, facciamo fine a 40. Vediamo un po' fine a 40 se per caso cambia qualcosa. Naturalmente senza fare Alt F4, Francesco, come andiamo avanti allora? Noi dobbiamo trovare un nome da questo. Però il fatto che ci sta facendo vedere bottiglie di birra qui sul tavolo non vorrei fosse in relazione a qualche altro personaggio di prima. Mm, no, vediamo l'aiuto un attimo. Eh, noi quanti appartamenti abbiamo visti? Non mi ricordo. Ne abbiamo visti quello bruciato. Qualcuno che c'ha un gatto, come ha capito tu. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. No, questo è quello dell'altro caso e non è lui. No, la perdita d'acqua, le... Aspetta un momento, aspetta un momento. Noi avevamo letto uno che parlava di un gatto, è vero? Solo chi adesso? Allora dovremmo vedere in base al caso. Allora, è Jenkins, qui non ci possiamo fare niente. Questo qua, bossolo, lampada, auto, assassino, e qui ancora dobbiamo capire chi ci sia. Deserto, qui vabbè c'è solo la fotocamera. Questo è il tesserino di Jenkins. Quinton. No. No, dove l'avevamo letto?
credo che questo appartamento ti sia molto familiare. Il nostro? Non lo so. Non capisco se ce l'ha detto, quando ce l'ha detto, ma ricordo. Anche perché noi, il nostro appartamento, e quando cazzo l'abbiamo Scrivi il tuo visto? nome e che dice, non so che dirti. Allora, quindi noi come ci chiamiamo di preciso? Evan Aspetta. Tanner, così. Evan Tanner, giusto? Sì, l'ho scritto là sopra. Ah già, è vero. Agente Colbert. Ah, così sei fatto. Sì, Sei particolarissimo. questo è il nome. Siamo noi. Non l'abbiamo mai visto noi sto appartamento. Quindi sembra un attimo difficile. Vabbè. Però vabbè, abbiamo risolto il caso, ok. Io mo mi sto immaginando Al dietro al suo computer da hacker che sta dicendo ma questo non riconosce il suo appartamento, ma è No. deficiente. Ma che ci vuoi? Ma lo Più che vedi che è altro casa tua? mi chiede gli indizi e mi dice ti è molto familiare. Poi mi dici ma lo sapevi già? No. Vabbè. Vabbè. Allora, che sta Che succedendo? succede? Eh, per forza a questo punto. Sì, Eh, quello là che abbiamo visto prima. la password è Alice. Alice Wake. Ok, che Vediamo un cos'è po'. qui? Ah, come Truman Show. Ok, era un'operatrice del programma Una operatore donna seguita dal quindi. supervisore Skinner. Skinner. No, Allora, si è fatto. momento, ci hai fatto aprire Dai, il un file. momento. È tuo, sai che hai scritto tantissimo. Non mi chiedere dopo due Ci le- secondi se già ho letto. Facci già Aspetta un lei un attimo. attimo Allora, leggere. Ok, ne abbiamo sostituito lei. sono hacker e sono molto brava. Ok. Va bene. Ok. Dai, sembri persona seria. Al momento. Dove? Benissimo. Siamo sempre più nella merda. Sì, vabbè, qualcuno di qua. Terzo giorno di lavoro. Eh, che... Che diavolo sta succedendo? Mm, ok. Ok. No, sappiamo solo che ci stanno spiando Ma... a casa nostra, capi? Che sarà mai? We're watching you. We're watching you. A quanto pare. What is going on? And the feed is ending up at headquarters. Maybe I shouldn't be surprised. Still, I am. Okay, I'm on my way, Taylor. We'll get to the bottom of this. Vai, speriamo. Speriamo che non ci fanno fuori prima. Allora, c'è Barry Walker. Oh, No, tutto a posto.
Che vuole questo per parlare adesso? Boh. Ma perché ce l'hanno tutti con noi? Ma perché? Perché vuole parlare con noi? Allora, un attimo solo che sia staccata la chat. Ok, mettiamo questo per sicurezza anche qui. Ok, così stiamo un pochino più tranquilli. Ok, lo dobbiamo fare per forza. Per forza. Salve. Anche col testo in rosso, giustamente. Tu chi sei? Mm, domande di che tipo? Non lo sappiamo. Ok. Un culo. Allora, Così. perché proprio io? Per chi lavora? Perché ha ucciso Ray Wells? Cosa sa del progetto IB? Mi dica il suo nome e cognome. Cosa sa dell'organizzazione? Qual è il suo fine? Cosa sa di Sasha e Mia Cole? Chi è il suo contatto all'FDI? Allora, quale scegliamo adesso? Che poi mo non so, potremmo pure ottenerne altre. Lo so. Però mo questa è un omaggio e sono tutte cose che a Chi noi... lavora? Perché l'ha ucciso? Perché io... Nome e cognome tanto non serve un cazzo. Qua. Cosa fa dell'organizzazione? Quale... Chi è la talpa qua dentro? Iniziamo a toglierci il vai. primo problema. Vai. Ah, Vai. va bene. Perché hai voluto parlare con noi a questo Vai. punto? Lo stavo pensando. È il direttore. È un mio amico, è il direttore del programma operatore. Teniamocelo buono al momento. Vediamo. Allora, cosa sa del progetto IB? Vai. Va bene. Ok. Allora, verità o bugia adesso? Cosa fa di Sasha Paul? Sono messo sulla lista di Jenkins. No, lo so, sì. E a questo punto, allora, questa gliela possiamo dire perché lui sa che noi sappiamo della lista. Possibile, cioè non ci Lui lo crederà sa, mai. lui lo sa, questa lui la sa, Non ci quindi crederà questa mai qua se dobbiamo diciamo dire per guarda, forza la per me verità. ci sta. Allora, perché ha ucciso Ray Wells?
L'uomo nel garage. Allora, No, non possiamo cantare allo, sì. qua ci dobbiamo provare. Sì. Ok. Allora, non ci ha mandato a fare in culo subito, No. quindi potrebbe esserci cascato un attimino. Allora, perché mi ha chiesto di Mike? Ah, quindi era un tranello là. Ah, vabbè, ma lui lo sa. No, il vero nome di Al non lo sappiamo. No. Non lo sappiamo. No. Non ci abbiamo un documento là Noi non dentro. sappiamo niente. No. Sì. Mi deve ancora una domanda, provaci, provaci. No, sei scorretto. Vabbè. Ok. E no, Al non si poteva buttare sotto. No. Ok, noi abbiamo appena finito di parlare con qualcuno che sa tutto di noi e potrebbe Sì, ucciderci in qualunque sì. momento. È una persona entrata e dobbiamo fare irruzione nell'agenzia, va bene? Al, John e Jack, dei grandi. Vabbè, Sì. ci sta. Allora, il nostro compito è accedere alla sala server dell'11° Sì. piano. Ma prima Andrews deve andare allo spogliatoio dei tecnici allo stesso piano e deve prendere una chiave. Con quella poi può entrare nel server. Ok, va bene, va bene. So che Mike è un tuo amico, ma dobbiamo arrangiarci. Ok. Allora facciamo tutto tra di noi direttamente. Allora, ora o mai più. Quindi qua dobbiamo prestare tanta attenzione, visto che abbiamo scoperto nell'evento precedente che possono anche fallire, Sì, quindi sì. capita, Tu l'hai fatto capitare, è capita, diverso. capita. Io non mi assumo responsabilità. Un'ultima cosa, qualsiasi cosa succeda, qualsiasi cosa scopriamo, ti ringrazio. Non sei poi così male come operatore. Vabbè, grazie. 3 giorni e si rischia la morte, quindi. Ok. Ci ha fatto anche un complimento alla fine. Abbiamo le telecamere e a posto. Chandler, are you there? Allora, I'm on the alert outside the door. Not gonna lie, I'm responsible for yours. ok, Pretty siamo qui, ti vediamo. brave. You see me, right? No, più che altro adesso voglio vedere Piazza come la bomba per gestiamo. ridere. No, No, niente Francesco. bomba. I'm the star I was hoping for. Aspetta, vedo io da qui. Allora, la dobbiamo mandare all'8° piano. Da lì guida dalle scale antincendio.
Ok. Guarda, non sarebbe male a questo punto. Ok. Mo la telecamera che ci serve quale? Notifica. Ok, abbiamo la pianta dell'edificio. Ok. Benissimo. Allora, lei è all'ingresso. È uscita dall'ascensore, quindi Sì, deve andare a sinistra. sì. Corridoio a destra. Vai, prendi il corridoio a sinistra. La porta a sinistra. Le scale le avevo viste qui. Ok. Dovresti uscire qui adesso, forse. Ok, era questa qua. Ok. 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 Può usare il tesserino. Ok, a culo ti ho beccato. Ok. A posto. No, no, attenzione. Oh no. Ok, se n'è andato. Ah, volevi. Aspetta un attimo. Meglio aspettare un attimo. Ok. Ok, basta che non appare di lato adesso, se no sarebbe un problema. Allora, mo dove sei? Cazzo, c'è la segretaria. È nello spogliatoio. Mm, ok, c'è un altro codice. Come ce la caviamo da soli? Ma io che cazzo ne so? Io sono 3 giorni. Sono 8 piani, 11 piani. Sono venuto per 3 giorni solo su un piano e non Sì. ho visto il resto dell'edificio. Io che Ma ho visto cazzo di mano l'archivio. ti do? L'archivio. Che come? Come? E infatti, ma scherzi? Ma che? Ma stai scherzando? Sì, la volta precedente c'era un agente bloccato in un tunnel e hanno chiesto a me, lui, ad No, un ma lei che altro ne nostro c'era? amico di farlo. No, no, lo so, stavo un pochettino romanzandola Vabbè, per farle, capito? mando così. Abbiamo sbagliato un cavo e fatto boom. C'è un agente morto.
Dobbiamo vedere qual è il codice adesso. C'è stato un boom. È capitato. Allora, dai. Vai, vai. Allora, usa il blocco note. Allora, questo che è l'indirizzo del cadavere, tra l'altro, lo cancelliamo. Ok. Allora, dobbiamo mettere il terminale e dobbiamo fare sshfd Scritto FD. punto L11.lck sbagliato per una I soltanto. Ah, sì. Ah, ok. C'ho tasti in più nella tastiera, quindi mo adesso Ah. mi devo abituare un attimo Ok. con le distanze. Allora, Romanzo criminale. No, francese. no, non penso c'è quello. Allora, dove ce l'hai scaricato innanzitutto? Che se tu mi dici ti do il file. Ma che stai cercando? Ci dovrebbe dare il file log dei documenti, dei codici utilizzati, così da trovare noi il codice. Ho detto metti questo al dove forse dobbiamo mettere qualcosa. 4 2 Non sapevo manco quanto sono lunghi. Senti, prova questo. Ok, in base a come li mettiamo così capiamo un attimino com'è il codice. Allora, troppe cifre, Provane 4. cifre insufficienti. Allora, sono 5 cifre. Perfetto. Ok, allora, già abbiamo un Sì. indizio, già è una cosa. Sì. Non ci abbattiamo subito. No, certo. Troveremo il codice. 5 Allora, cifre. 5 cifre. Allora. Solo un casino Anche di... Smolder, buonasera. Bonsoir, Smolder. Allora, ragazzi, siete arrivati al momento giusto. Ecco, date codici, date numeri. 5. Date una serie, un codice di 5 numeri. No, Francesco, 5 cifre, no 6. Prova 23090. Va bene, io lo trovo. 2, 3, 0, 9, 0, 0. Troppe cifre. No, con uno 0. Ah, a parte che ci ho messo... un 1, Sì. vabbè. Allora, aspetta, 2, 3, 0, 9-0. 9, 0. Vai, prova così. Aspetta. Allora, La uno, prima è giusta. uno dovrebbe essere giusto. forse la- Quindi qua, scusami, li abbiamo indovinati tutti? No. Mo secondo te giusto qual è? Forse giusto sono i trattini verdi. in realtà. Dovrebbe darti numero corretto, posizione errata. Allora, facciamo conto ipoteticamente che il 3 che ha detto Francesco, il secondo numero è quello giusto. Allora, facciamo tutti e tre, aspetta. Vediamo. Ok. Ok, il 3 là è giusto. Il 3 con Francesco era nel secondo. Asterisco significa giusto numero, posizione sbagliata. E quindi uno di quelli che ho messo a Ce cazzo... l'abbiamo il log. Facciamoci il conto. Questo è il penultimo. Ho messo molte volte il 2 in seconda posizione. Ma non posso essere solo 2 e 3. Uguale numero. Oh, buonasera Pierluigi. Oi, Pierluigi, bonsoir. Uguale numero e posizione. Ah, uguale numero e posizione giusto. Ok. Quindi il 2 sta là. Il secondo numero è un 2. Ok. No, scusami, un 3. Perdonami, un 3. Bene, restano altri 4 numeri. Allora, proviamo il primo. Facciamo. Allora, proviamo, aspetta, facciamo un paio di esempi così, Vai. guarda, mettiamoli tutti. No, 0. Allora, con tutti i zeri da questo. No, io Tutti, no. vedi, già... Quindi l'1 è il quarto numero e il 3 è il secondo. Ok, quindi 3, 1, 2 alla fine. 3 ce l'abbiamo, però mettiamoli tutti vicini così ce l'abbiamo tutti sott'occhio.
c'è. Col 5. Ok, quindi 3, 5, 1, 2, manca solo il primo. Niente. Ok, quindi 7, 3, 5, 1, 2. 7, 3, 5. 1, 2. A posto. Grazie anche Reagan che c'hai... Era l'unico sistema così per trovarlo il più velocemente possibile. Grande Francesco. Ragazzi, comunque. qua comunque stiamo entrando in una sede governativa, qualunque cosa voi staccate, scollegatevi, non fatevi problemi, voi non sapete, voi state assistendo, no, tutto a posto. Ha detto controlla che nessuno vada alla sala server. Allora, c'è una persona davanti, c'è la segretaria, Secretariat. ci penso io. Alla fine è uguale a quello che avevo detto io. No, France, in realtà. C'era nel 3 il 2, sì, ma non tutto il resto. Tu te ne devi andare da qui, mandami il nome di quella persona, ok. Allora, signorina, Identico. Non è identico, Francesco. somigliante, simile. Ok, dammi qualche secondo. Vai tranquillo. Giustamente, parla tu. Va bene. Eh, Matthew Smith, Matthew Smith. Prova la prima, la prima. a questo La punto, prima, vai. Aspetta. No, aspetta, noi non stiamo nel reparto informatico. Lei penso possa vedere da dove stiamo chiamando. E noi sì, quindi mo non se stiamo diciamo qua. che siamo nel reparto operatori, lei sta Ci un passi pochettino di più nuovo. tranquilla. Quindi qua diciamo la verità. Vai. Diamo un po' una mano con i Però è computer. segretaria, chi si sa? Ho capito, Così. fanno in casi particolari e si blocca il c'è la gente che sta facendo la missione per salvare tutta l'umanità, si blocca il computer, non fanno entrare uno che dà la mano perché e Ma intanto la cos'è? gente muore lì sul Aspetta, ma ciglio di una Reagan strada. ha detto chiedi il numero dei piedi della signorina Rebecca. Così, chiedi i piedi. No, aspetta, non c'è l'opzione. Allora, Non... se esce l'opzione la mettiamo. Guarda, con questa? Facciamo un pochettino di aiuto. Allora, aspetta, tu vuoi fottere me? Aspetta un attimo. Chuck Bittner. Allora, maschio blu, 46 anni. Quindi tu lavori al reparto informatico? Allora, è celibe, quindi non ha una moglie. Non possiamo dirlo. Ok, questo qua via. Mancato arresto o Gli hanno confiscato l'auto perché c'ha sempre arresto o sosta vietata. Sì, perfetto. A posto. Eh, ma pure noi tutte le mattine vicino alla macchinetta glielo diciamo. Giusto. Allora, c'è un problema. Allora, tu non ne puoi capire, non sei una persona informatica. Ti dico che c'è un problema. Ascoltami un attimo. Va bene. Poi te lo risolvo. Aspetta un Va attimo. bene. Aspetta.
Senti, Sì. in ufficio governativo, sto lavorando, mi mandano per fare una cosa, fammela fa. Fatti a pigliare un caffè a questo punto, cioè sarebbe pure un'ottima opzione nel frattempo, eh. Sì, fai una... Oddio, effettivamente, Ci fatti una proviamo? bella pausa, sì. Vai. Non ci interessa, non ci interessa, non ci interessa. Oggi un'ora esce secondo me sospetto. Non lo so. Non lo so oggi. Tanto lei deve solo entrare, appena c'ha l'ok, entrare qua dentro che c'è il via libera e andare. Subito facciamo. No, Dovevamo mettere loro. no, allora, in Guarda verità così, no, la ce ne prima, vuole la un bel prima. po'. No, stai cagando, è diverso. Non è la mano. Però sto uscendo. Vabbè, ciao, ciao, ciao. Tu cancella il log della chiamata dal suo computer un attimino così. Ma di quello ci preoccuperemo dopo. O culi o mi, giustamente, Se mica è necessario, suo. se necessario. Va bene, va bene. Va bene. Non vede Dai, però. eccoti qua. Ok, vai di lì. Vai a vedere con le camere cosa dice. Dove cazzo sta? Scomparve. Signorina. Signorina, non ho altre telecamere, eh. Dove è andata? Sa la server, Oh, ok. eccola qua, ok. Anche perché noi dobbiamo sparire un attimo. Ok, ma dovrebbe essere di qua. Guarda, lo sta facendo. Vabbè. Eh, Oh no! Oh no! l'edificio è in lockdown. Oh no, c'è un problema. È scattato l'allarmol. Porca puttana, che cos'è mo? Eh, Quale problema abbiamo Prova, no, l'ho causato? scoperto. Prova L'hanno 4. scoperta? Ok. Sì. Ho capito. Dici chi è la talpa? No, però. Hanno preso Al. Chi è? Parla prima che si stacca. È Mike. Di... È Mike. È Dici Mike. subito. Dillo. È Trench. Pezzo di merda. Ah, Michele. No. Ma Michele non è Mike Wazowski, cosa? Francesco. Non è lui. No. È il direttore. Ma loro chi? Ok, c'è qualcosa.
Ah, Ok. la pollo è pronto. No, disegnati sta password. Te l'ha detto. B21 più 21 più 1 SC. B21 più 1 P1 SC. SC. Vai. Allora, Che dobbiamo fare? questo qua. Guarda lì dentro. Quindi B21. Ah, ok, non c'era manco bisogno Ah, di ok. segnarcelo esternamente. Non mai sapevi in vita. Allora, vediamo mo qua cosa c'è. Ah, sono sotto di no. Ok. Ok, il documento che abbiamo letto prima. Allora. No, non va. Ok, grazie. Ok. Boh. No. No, aspetta, così, aspetta. Quindi noi siamo Sasha Hall. Eh, no- Aspetta un noi attimo. siamo Sasha Hall. O Sacha, come si dice. Aspetta un attimino. Questo non me l'aspettavo. Plottone. Quindi abbiamo una moglie. Golbat. Morta. Però Inaspettato. non è Sasha. Non è quello. Franci, Non è va, quello. smettila, Qua sta flippando davvero. completamente. Il fantasma è scappato e ha ucciso No! Come ha ucciso Trench? Va bene, va Ma bene. il bimbo. Il bimbo. Aspetta. Ecco. Ha scritto anche Golbat. Un momento di vera poesia. Grazie mille Fabio. Ciao, bene. Grazie mille. Allora, Eh, il bimbo. eh, Che è successo adesso? K. addirittura tradotto pure? Scappa in che senso? Proprio da tutta l'umanità. Per questo ci siamo risvegliati all'inizio. Quindi quella cutscene iniziale, questo diceva, cazzo. Eh, No. L'aveva detto comunque il progetto riguardava comunque il sì. spostare personalità da un corpo Ci ha all'altro. trasformato proprio in un'altra persona praticamente. Ma questo è un plot twist. Pure questo. Pure questo. Ma ci hanno ammazzato. Il G-Man. Mm. Siamo morti. Non può essere finito così.
Ah, no, questo è il G-Man che perquisisce Trench, mi sa. O Hitman. Boh, scegli tu. Pare un cugino. Cugino. Video feed FDI parking. Se quando se n'è scappato, ok. News devo vedere, cioè, Siamo passati ad Hall. Aspetta, sta parlando con Skinner. Già, ma siamo passati ad Hall. Sì, però aspetta, lo zi. Sta parlando con Skinner. Sta parlando con Skinner. L'ingresso in generale sicuramente può usare la porta. È arrivata la porta. Quindi può Skinner fare- stava collaborando con Hall. Abbiamo perso Tanner. Quindi siamo morti. Eh sì, lui stava vedendo il nostro cadavere, ci ha preso nel parcheggio. E allora sì. Ok, quindi Skinner in realtà non era un pezzo di merda. Skinner sta collaborando per il bene. Eh? E ti Ah, ok, Scanner ha è usato il sceso. tesserino nostro. Ok. Ok. Sì. Sì, ma questo Come chi lo è? becchiamo adesso? Questo chi è? Ok, quindi adesso siamo un hacker. Va No, bene. però sono rimasto male. Mamma di Pompei. Ok, stiamo parlando con qualcun altro. Horizon News. No, Ivan è morto. Ivan, sai che tutti morti, tutti. Abbiamo perso tutto. No, chissà se si poteva evitare in qualche modo. Non so. Sono curioso. Partito il messaggio, è scritto quel punto virgola. Vabbè. Allora, colleghiamoci ad un'altra telecamera. Ok. Eccolo qua lo zozzo, allarme. Ma non è Skinner, mo questa. È lui, l'ha ucciso. L'ha ucciso. Skinner? Skinner è morto, l'ha ucciso lui. L'ha ucciso. È quello. Qua c'è il cadavere qui. Cazzarola. Sì, certo. Con tua sorella e tua mamma. Protocollo nucleare. Sì, cancella tutto. Sì. Fai spari tutte le prove possibili e immaginabili da qua sopra. Hanno tutti un problema di vista in questo gioco. Sì. Però è molto artistico così. Ah, è simpatica l'idea comunque. Ok, si è spostato da qualche altra parte. Ah, eravamo questi. Ok. Ma Però ci giustamente hanno scoperto chi ci siamo. deve stare qualcos'altro. E siamo No, stati incolpati noi per l'omicidio, No, lo giustamente. zio, dobbiamo riscattarci, lo zio. Il primo passo è salvare a quella, lo zio.
Il primo passo è Può falso. darsi che mo si sbloccherà qualcosa a capitoli per aiutarti Sarebbe a fare un interessante. altro tipo di finale. Aspetta, mo ci esaminiamo un attimino la Il situazione. sito stampa è stato bruciato. Lui è stato fatto fuori. No, ci deve essere il No, finale buono. abbiamo fatto bad ending Questo è qua. il finale cattivo. Ma Francesco è stato sbloccato in tutto ciò. Mo. Sì, un minuto. Francesco, sei vivo? A lui l'hanno fatto fuori. Skin! È morto. Tutti morti. Sì. Vedi, c'è. Vedi? Ah, alla fine l'hanno presa. Alla gente. Che poi a lei avevamo detto tu resta là dentro, Sì. non ti muovere, non ti succede È niente. rimasta senza Presa. nessuno. No. Sì, ma fra poco vado. Beh, potevi pure scrivere un qualcosa, cioè tipo boldo. A noi fa sempre piacere sentirti. C'era bisogno. Allora, intanto Bello. dovrò mettere il team di sviluppo sotto osservazione perché se ha fatto già in passato o se farà altre avventure o giochini Perché simili, c'ha punti di... c'è qualche cosa che non abbiamo scoperto, Gianmarco. The Non siamo Ghost- arrivati in fondo. Nicolas Greco era il fantasma. Parente? Un parente. Sì. Un parente. Che se fanno qualche altro titolo del genere, No. ma noi ci fiondiamo proprio di corsa. Uffiziose. Questo è molto molto carino. C'è pure Wong. Fortissimo. Localizzato, carino, caruccio, divertente, con un Ah. altro finale sicuramente, o con un continuo che non può finire così. Abbiamo capito. Vediamo un po' chi dobbiamo ringraziare. Allora, ringraziamo i traduttori italiani. E Natafoni. Anastasia Burina. Ma come? È tamarra, è un volgare. Lei si chiama Veronica Panna. Veronica Scusa. Panna. No, ma secondo me lo ziccia da sto modo. No, c'è qualche altra cosa. Aspetta, ci sta. Ci sta il modo. No, qualcos'altro ci Tutto deve deve stare. tornare. I nodi devono venire tutti al pettine. Tutti. Ok, mo vediamo però come perché rifare tutto dal principio senza poter skippare o altro. È un buon numero che in realtà Vediamo un non è attimo molto se il barato, gioco ci dà qualcosa per capire come Abbiamo. muoverci, eccetera. Altrimenti cerchiamo un attimino comunque su internet e cerchiamo un attimino di capire noi come poter fare qualcosa. Anche perché alla fine il fatto che la segretaria andava a chiamare la sicurezza non c'entrava niente e che poi l'allarme l'ha fatto scattare il Sì. caro signor X, quindi. Sì, probabilmente mentre stava andando a chiamare era già scattato l'allarme per quello, quindi alla fine si sarà nascosta. Morti tutti, oggi alla fine gli hanno fatto una... ma il G-Man è imbattibile. No, 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 Spariamogli un colpo in mezzo alla testa. non credo. Pure le domande, lo zi che gli abbiamo fatto, c'ha da sta un modo. C'ha da sta con che sequenza. Allora, intanto se rifacciamo quella parte già. Non è possibile. Però intanto Al si è salvata. Almeno altro. Grazie a voi ragazzi. Allora, adesso ci dai un bel ramo dei percorsi, carica capitolo. Grazie. Sì, ma difatti non ho neanche pensato di skipparli. Oh, attenzione. Da qualche parte a Parigi. Ok. Is it done? No, sir. He's not here. Do you think it's her? Check his computer. It's her, sir. The message says they know. Burn the place. Understood. You better find her before she does. We're done for. Ok, e allora forse c'è un continuo. Allora, Però aspetta. deve cambiare qualcosa. Ti trovi con me se salviamo a quella? Allora, iniziamo ad aprire la pagina su Steam. Sì.
che poi vedemmo il trailer, Sì. l'abbiamo preso, Bravi. non ci siamo... Niente lì. No, ma No. voglio capire se ci sono, se c'è un continuo, se Sì. ci sono altri finali. Mo sto vedendo sulla pagina su Steam. Un altro gioco. Case Allora. Cracker. Che cos'è Case Cracker? Hanno un altro gioco. C'era il pacchetto, guarda. Ok. Ah, vabbè, È la come stessa questo, cosa però però riguardo fatto- fare il poliziotto. E Vabbè. questo pure... Questo però c'è non disponibile in italiano. No. Ok, allora se noi vediamo di Operator Endings, allora, ma giusto per capire un attimino pure tutta la questione degli alieni, dove un attimo Che si andava è a finito molto parare. tardi. No, no, non ci sono altri finali, non c'è niente. Ok, quindi pure con le scelte di prima non cambia un cazzo, sempre questo, sì, però con altre informazioni, altre cose. Salvare già quella, ma forse No, alla c'è fine non solo si può un agente. salvare. C'è solo un finale, c'è tutto un... Peccato. Ah. Allora, è uscito comunque il 22 luglio del 2024, quindi vabbè. è un titolo recente. Sì. Allora, Sì. Bravi, bravi. io inizio a tenere d'occhio la situazione perché a questo punto, se loro metteranno qualcosa, mi uscirà la pubblicità o l'annuncio tramite le notizie di Steam. Se esce un 2 e quello a questo punto lo facciamo subito al Sì. day one. Titolo molto carino, molto interessante, bello, Sì. bello. Divertente. Allora, no, non possiamo fare nient'altro allora. Oh, Oi, Gialuarto, bonsoir. vabbè, stasera c'è un po' di veteran. Infatti pure noi siamo andati leggeri, ci siamo finiti il titolino. No, Ci vorrebbe un seguito, ci vorrebbe qualcosa, speriamo, visto che comunque il titolo è recente. Allora, Bello. noi teniamo d'occhio comunque gli operatori. The Dominator. Cosa rapida che possiamo fare? Boh. Partitina Marvel? Se vuoi giocare tu io ti supporto. Ok, che non ci ho preparato nient'altro sotto, credevo durasse un pochino di più. Poi ci siamo comunque Sì, fatti, ma perché abbiamo lavoro, fatto comunque una bella serata praticamente. piena l'altra volta. No, io ogni tanto glielo sto buttando sotto quando c'ho un po' di tempo e diverte. Anche un Game Idol prima, dai, è vero? Allora, aspettate un attimo che devo impostare tutta la pagina. Siamo contenti a sto scassacazzo. Allora, Ma solo perché, guarda Francia, proprio perché ti vogliamo fare un regalo. Guarda, proprio mi voglio rovinare, Francesco, mi voglio rovinare. allora, c'è anche l'aggiornamento di gennaio. Oppla là. Aspettate, ve lo zoom un pochino così si vede meglio anche per voi. Ok. Prego ragazzi, indovinate. Io Dai, questo è facile, dai. non ne ho la più pallida idea. Dai. Dai che è facile questo. A volte non ho proprio voglia di seguire la Veteran Run perché i commenti nella chat di Sabaco a volte sono pieni di lamentele di ogni tipo, peraltro ripetitive dato che vengono ripetute ogni live. Sì, ma di fatti già lo arto pure io, certe cose, certe persone, soprattutto quando lo fanno in determinati contesti, ho imparato proprio a ignorare. Faccio come se non esistono e sinceramente si campa molto meglio. Mario Protoli. Mario Protoli non credo neanche. Francesco, adesso voglio sapere la trama di Mario Protoli. La voglio Allora, adesso. se è un gioco NES,
No, Ilozi non è proprio il mio campo. Gioco NES, mi verrebbe da Se lo dire fa gli lui. Ice Climbers. Addirittura. No. No, raga. Sei Poppy Playtime. Non No. credo. Domingo Flamingo ha detto già. No, ragazzi, ma questi No, non sono ragazzi, non giochi. credo. Aspetta, ma Mario. Ah, aspetta. Che cazzo Sei sono? Kid Icarus. Ah, Fermati. Kid Icarus. Sì. Eccolo qua. Mamma mia, quello era Pit. Eccolo qua. Oh, Ah, ah, Pete ha esordito così. ho capito. Io sono abituato a un'altra Nel versione. lontano 1986. Alex Kidd. No, non No, credo. poteva essere, Chi è? visto, è un vecchio Ah, proprio personaggio. gioco, Sì. ok. Vabbè, Sì. allora, questo non conosco. Vedi, nel 1986 sono nato io ed è nato lui. Wow, è vero, cazzo. Lui ha arco che spara frecce, si diverte, salta, Sì. e io invece Hai faccio francesco. anche io una cosa che mi diverto, quindi siamo andati bene entrambi. Aspetta, Mario Protoli è un cavaliere in Eh. rovina che deve riconquistare il suo casato. Come si chiama il casato? Beh, tutto vogliamo sapere, Francesco. Ma Allora, tutto questo. Dai. questo che titolo è? Questo credo sia Gundogan 3. È il 2, dici? Mi viene da pensare, Il casato Protoli, giustamente Enzo, che cazzo chiediamo pure noi? no, Sims, Come si può chiamare il casato se non quello Protoli? lì dove ci sono i naufraghi, non c'è. Questo è Giallo Art World Art Games. Questo proprio l'hai fatto tu? Minchia, complimenti. No, questo non so che cos'è. C'è un'isola. Non so. No, raga. Non Fuori dalle so. competenze del Jambox. Anche Aspettate, questo. metto la categoria almeno. Ma posso avere Mario Protoli? So, Quello del non ponte, penso non sia ricordo come si possibile. chiama. Vedi se c'è Bridge qualcosa nel caso, così. Allora, aspetta. No, vabbè. Cambio un attimo pure la categoria. Qui Mario Protoli è stato bello. Mario Protoli, sì. Allora, Polybridge, No, Polybridge 2. è Poli Bridge 2. Fatto. Il ponte di Poli. Non è Ponte Protoli, Reagan, ma pure tu. Madonna mia. Ragazzi, no, Protoli non credo. Ma Mo non è se una io tolgo parola. qui ed esce sotto come indizio Protoli, No. io stacco la live e me ne vado a Non dormire è una direttamente. parola, Protoli. Allora, io tolgo Bloody, Demons e Power Up. Benissimo. Devil May Cry. Tu dici? Così. Quale? Fai il 4, che mi piace molto. No, purtroppo no. No. Slow motion post-apocalittico e molto velocino. Roba con lo slow motion post-apocalittica Fallout. Castlevania. No, un Castlevania. Aspetta un attimo. C'è lo slow motion in Castlevania. Quale? Slow motion secondo me che ha qualche... Tipo come quando in Fallout becchi i punti deboli. O quando fai Killing Mi Floors. passate Bayonetta Ci può stare. Ci può stare. o Symphony of the Night? Aspetta, allora proviamo prima. Vai. No. Old school, aspetta un attimo, aspetta. No, aspetta. Rock music? Bayonetta? Tanto ce li abbiamo. No, non è neanche No. lui. BPM? Che gioco è, Francesco, BPM? BPM. Non c'è. Metal Hellsinger. No. È un arena shooter. Ecco.
Un'arena shooter con lo slow motion, che è quella, come si chiama? Un Max Payne. C'è un'arena shooter a tema Max Sì, Payne. pensiamo un attimo, aspetta. Andiamo sulle cose classiche. Ed è un'arena shooter con mondi esplorabili. Cazzo vuol dire? Robot protagonist. Ragazzi, allora, Retro arcade shooter. o è un Borderlands, qualcosa del genere, Ma non c'è un robot come protagonista per un non è border. neanche appartenente alla saga di Doom. L'avevo pensato pure io, Doom, ragazzi, ma no. Ultra Kill. Non lo conosco. Ultra Kill, che ha detto prima Gianluarto. Mm. Ok, e Francesco è arrivato secondo. Però Ricordiamola vabbè, sta cosa per conferma anche sicurezza. Francesco. L'importante è che Francesco arriva secondo. Sì. Utrecht, Allora. lo devi scrivere? Ultra Kill. Bravi, Bravi ragazzi. bravi ragazzi. Questo non conosco. Allora, Dai. Ah, l'umanità è morta. Il sangue è carburante. L'inferno gioco è... tranquillo. Va bene. Dovrei vedere se qualcosa lo so ancora fare a queste velocità, però è... Minchia. sono divertenti così. Sì. Dio, sembra pure simpatico come titolo, eh. Ok. C'è di tutto qua dentro. Ah, ti ha risposto Fabio, ha detto ti abitui dopo un po', a me è piaciuto, ci ha giocato. Un'occhiatina gliela devo dare allora. Allora, non so, me lo apro su Steam e dopo me lo metto nella lista dei desideri allora. Darsi pure che già ce l'ho tra le cose che ho riscattato di qua e di là. Minos primo vero amico. Allora, che... un pochino esagerato però, eh. Allora, a questo punto dobbiamo fare, indovina, come tradizione vuole e richiede, come sempre, ragazzi, si inizia da Code Vein e via. Se l'hai preso secondo te? Io dubito. Ok, lo rifaccio Vai. il trucco. Ok, stavolta sì. Allora, Perfetto. terza È persona. una terza persona. Prego ragazzi, avete tutti gli indizi. Ah, metti lo Zil, il summary, esatto. Ecco qua. Minosse Prime, vero amore. Allora, terza persona non Bandai. Prima del 2019. Terza persona prima del 2019. Prova un Destiny che c'ha un anno pure che possiamo fare una media. Il primo, ovviamente. Ancora prima, Ancora Destiny anche prima. prima persona, che sto dicendo? Ho detto cazzata. Ancora prima del 2014. Mo' inizia a diventare complesso. Vai Gianluardo, tu che ci dai consigli che ci portano alla vittoria. Che cos'è spada e scudo nei generi, lo Z? Probabilmente un RPG. RPG. Max Payne è un Darksiders 2. Attenzione, allora. Proviamo in ordine. Salve comunque Un Max Payne. Ok, questo stavo notando. Ok, un single player. Ok, e Darksiders poi 2 ringraziando Yusuki, Mhm. proviamo anche Darksiders È 2 un che RPG. ci... Mamma mia! Complimenti! È la prima volta che ti vediamo, benvenuto, e ti sei presentato con sommo piacere. Complimenti! Minchia ragazzi, ma proprio una cosa...
Sì. Fermati un po', non andare da nessuna parte. Ti vuoi rilassare? Ecco, hai trovato il canale che fa per te. Fermati, non ti muovere. Già abbiamo Fermo là. finito. Mo che Fermo facciamo? là. Aspetta. Noi di solito ci prendiamo un po' di tempo, così arriva lui poi e l'ha No, buttata un attimino. Va bene. Messi 2015. È una cosa assurda. Va bene, aspetta. Noi ricordo che avevamo. Sì. Ricordiamo il riassunto delle live precedenti. Allora, ho collaborato con il signor Game Idol e ho fatto la traduzione italiana del sito e noi lo portiamo sempre con immenso piacere Game Idol. Sì. Però se noi arriviamo ad un punteggio di 250, Sì, era un bel po'. Beh, tanto stanno le live, quindi. ci sono delle live, abbiamo le testimonianze, Sì, assolutamente. però poi io perdo il salvataggio e non ho capito che cosa è successo, il mio contatore è tornato a zero, visto che il signor Game Idol è anche passato in chat Sì. e ci prendeva in giro e ci stuzzicava quando non facevamo le risposte corrette. Quindi noi adesso ci mettiamo tutti comodi, tutti calmi, tutti tranquilli e vediamo di riscalare la classifica. Quello nel mentre ti dice il gioco perché lui non se ne frega un cazzo. Quella è una Super bestia. Pure io giallo sono un grande fan di Darksiders. Grande amante. Ma io non ci ho mai giocato a quelli là. Molto divertente. Cioè a me piace Allora, molto. è il primo, lo abbiamo fatto. Minuto. Che è un Uncharted? No, Cod? non... Battlefield? Allora, io un indizino lo prendo, tanto siamo a uno. Quindi... Sparerebbe, spara un po'. Bello. Che cazzo è Infamous? È Infamous. sì. Però. Ma non so se è il No, primo o dovrebbe il essere il secondo. primo. È il 2. È il 2? No, troppo tempo fa. No, era il primo, ragazzi. Infatti sì, Francesco, ci hai fatto perdere. Poi dici che io offendo Francesco. Vedi come ci sono Beh. persone che arrivano, si Bravo. presentano, danno un consiglio, fanno fa pure bella figura. E poi c'è Francesco. Vabbè. Godo, Masuka. Allora, la prima serie non è andata bene. Riproviamo. Grande Reagan, sempre più mio fratello comunque. Allora, Francesco, allora io mi sto immaginando, no? Come quando facevo qualche spettacolo durante gli anni in cui ho fatto animazione, tipo mi sto immaginando tutti voi seduti di fronte che state vedendo lo spettacolo e vi state divertendo. Allora, facciamo una semplice cosa. Francesco, tu vai un pochino più indietro con la sedia, fai passare qualcuno che sa le risposte più avanti per piacere, che così andiamo tutti un pochino. Mettiti dove vedi bene, però fatti un pochino più indietro. Sì, Grazie no. mille. Allora, tu sei un com, quindi noi usiamo l'antica tecnica del com e ce lo andiamo a cercare Ho tranquillamente. scritto Goodbye Galaxy. Oh, benissimamente. Commander. Dov'è Goodbye da Galaxy però? No. Eccolo qua. È lui. Commander King. Eccolo qua. Dai. Sam e Max. Certo. Sam e Max. Allora. Ed è l'origine. No, aspetta, fermati. Questo. No. Allora sono i seguiti. Solo che mo vediamo quali ci sono. Perché uscì il titolo originale tanti anni fa e poi sono usciti vari episodi successivi. E non ricordo di cui uno ci hanno fatto pure un remake, quindi allora sarà questo Devil Playhouse. Ok, allora e questo è facile. Save the world. No, Francesco. Francesco, allora, ho visto che ti sei messo dietro e hai aspettato un attimino, vai un altro po' più indietro, scala qualche fila, mettiti sempre comodo però devi stare. Mana, ok, aspetta, Vediamo se uno lo sa. Dai. quindi Secret of Mana, O solo Mana.
Nancy Drew. Sì, Secret of Mana. Poi E poi ci sono ragazzi, entrano, ti danno titolo, numero del capitolo, fatto. Lui dice mana, ha detto tutto. Vai. Allora. Ha infettato pure a quest'altro. Ragazzi, non prendete esempio da Francesco, per piacere. Ragazzi, è un tunnel, non prendetelo, non fatevi assorbire da Francesco. È finita. Ha detto è Secret, prova Secret. Secret. Bravo Francesco. Allora, Francesco. Bravo Francesco. Tu continua ad indietreggiare un attimino sempre di più. Mi pare Mana, e a me mi pare tua sorella, però non è che lo dico. Ah, aspetta, no, è Shenmue 100%. Vai, Francesco. Ma Il primo? no, mo mi deve dire lui quale. Se la indovina bene, se no c'è la punizione. 1, 2. Ha detto una risposta senza dire un cazzo. Franci, un numero Forse preciso. Vai, fai col 2. Secco, forse più il 2, vado col 2. Stiamo andando, Protoli? Io vado. Dai, protolalo, dai. Gli è andato proprio di culo, gli è andato. Dai. Va bene. Questo va bene, ragazzi. Va bene. Dovrebbe essere il primo proprio questo qua. Sì, minchia, sì. Ci perdevamo le giornate con questo qua. Madonna. Bravo Francesco. Allora. Questo potrebbe essere Protoli. Un po' di Protoli ce l'ha. Una sì. c'è, vedi? Allora, saltiamo un attimino, vediamo se... Allora, benissimo. 90. Vabbè. Non conosco questa serie, quindi non saprei quale dei due. È il 2. Esattamente. Io non ho il coraggio di toccare il 3. L'ho comprato anche più volte. Non ci ho mai giocato. Non c'ho proprio il coraggio di avviarlo e vedere un attimino che è uscito bene, però no, aspettiamo un attimo. Tu dici 2? Sì. E invece era l'1. Vabbè, 50 e 50. Ninja, non credo. Allora. Vabbè, sì. Sgrondel. No, questo è cosa del pittore, lo Ziguis. No, non è il topo, il fratello di Topo Lanzol. Tu dici Epic Mickey? No. No, Francesco dice Killzone. Tu dici Killzone? Secondo me, dai, è Killzone, ci sta. Allora, però aspetta, non mi faccio più fregare. Ragazzi, anche voi tutti altri, cosa dite? Per piacere, non Protoli, vi supplico. Cioè, non fateci perdere questa streak. Invece di salire col punteggio, a me sai cosa interessa in questa run? Arriviamo a un titolo. Francesco dice il titolo. Dice una cazzata. Appare qualcuno ed è il titolo buono. Vinciamo su due fronti. Forse lo sai. Shadowfall. Mi sa che potrebbe avere ragione l'altro. Allora. Va bene. Va bene. Foglia. No. Io credo di aver capito qual è. Non è foglia. E da Francesco la risposta me l'aspetto. Ninja qualcosa forse. Boh, no, Francesco. No. Ora non vorrei sbagliare io, però ci sono andato vicino. È il primo? No. Questo è Champions, così. No. Neanche. È Quake 4. Ok.
roba non mia. Pirata Simulator. Questo potrebbe essere Mario Trifari. No, tu sei Kratos e figlio. Ah, questo è God War. Chi stavo prima? Il nuovo. Sì, Ok. voi. Sì, ma le stai dicendo dopo. Francesco, no. Francesco. No, non fare il cattivo. Ecco, ok. Bello, Rioscione. Allora, questo qua. Cazzo, è Black Ops 3. Io non gioco i Call of Duty, quindi vado Vicino proprio a alla copertina di fiducia. Black Ops 3. Allora, Black Ops. 4, dice Francesco. Forse è il 4 invece, lo sai? Allora, visto che ci abbiamo comunque i Sì. tentativi, Ah, il 4, bravo Francesco, me Black l'ero Ops dimenticato. 4. Ok. Jedi. Jedi Academy. Doppio Jedi. Sì. Allora, tu sei, aspetta, Questo questo è ci uscito pure l'altra l'altra volta. Francesco, Art... Artie il Clown. No, Art il Clown, no. Ho letto che fa anche Steamboat Willy. Sì, l'ho Oh, letto ma è un stamattina. grande. È un grande. Atelier, Allora, dice Francesco. poi, C'è scritto come sti fa. Quello. penso che sia questo. No. Ah no, era Gran Blu cazzo. Versus. No. Gran Blu. Relink. Relink. Ma fanculo. Dragon Age. Quando erano ancora Dragon Questo Age. qual è? Questo dovrebbe essere Origins. No. Francesco dovrebbe sapere subito. Ok. Ricordavo che c'era un Origins in una cover così. Allora, tu... Allora, a me mi viene distinto questo qua, non so il perché. Però sì. Però Life is era il Strange 2. secondo. We Were Here. No, Francesco. È Life is Strange 2. Ora, Questo è... perché nella mia mente c'è l'immagine della cover di quel titolo che non ci ho mai giocato, però l'ho indovinata al primo secondo? Non capisco questa cosa. Ha fatto Reagan, ma come fate? Reagan, Enzo c'ha pure 87 anni, cioè devi tenere a mente anche questo. Lui ha visto la nascita del PC. Sono anche un pochino fuori allenamento, diciamo in alcune live siamo andati anche piuttosto Mamma spediti, mia. però uno poi inizia a farci l'occhio e diventa abbastanza divertente. Questo ad esempio dovrebbe essere, a me i giochi d'auto fanno cagare, Non dovrebbe sono bravo. essere Midnight, Non è quello, non è il primo. non è Non è tu questo. devi uscire un seguito per piacere. Dategli i soldi, vi prego. No, ero convinto, no. Franci, tu giochi alle macchine, che cos'è? Francesco, macchine e robottoni sono il tuo pane, dai. Dai. Ah, naturalmente pure gli altri, Sì, no, dai, ragazzi. se conoscete... Date un suggerimento tutti, noi interagiamo con la bestia, con Francesco, però siete tutti quanti liberi di dare un supporto se volete, Perché appunto Francesco ha giocato a talmente Come tanti vedete è giochi una ormai, bestia e sbaglia anche lui, quindi nonostante appunto non sappia a cosa giocare, poi non si ricorda un cazzo. tu non... Questa copertina non mi dice un cazzo Oh, stranamente. aspetta, Project Gotham, Come Gotham? si chiama Gotham. Racing 2, fatto, Bellissimo Project Gotham. fatto. Aspetta, 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 no, 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 però è un NBA, Oh, è tornato anche giallo, si era staccata la luce, ma bentornato come? giallo. NBA È Street qualcosa di 2. vecchio. Eh, no, no, è NBA Street. Dico comunque penso sia... non so, NBA Street, a questo Street, punto sì. metto il primo. È il terzo. Sì. V3.
Ok. Samarcanda, non sei Spirit Tracks, però tenti un attimino di farcelo ricordare. Indizio. Oh! Ndu. Land, forse? Ndu. Ricorriamo all'antica arte. Allora, Ricordati che ha detto Mr. Game Adol che non escono tutti facendo così. lascia fare. Le altre volte ha funzionato, quindi noi... Mm. Allora, Coral Island, corallo io non ne vedo, quindi Vabbè, non... è relativo, magari vuol dire altro. Crimson Land, Questo forse è troppo dark. Godend non credo. Questo sarebbe stato perfetto, ma c'è una S in più. Eh sì, forse sta sotto. Griftland. Fondo neanche. Mm. Allora, Outland ci sta. Bravo. Oh. Perché è apparso un cane capostazione all'improvviso adesso? Perché? Sembra abbastanza corto. Sì, ma sarà un nome corto, infatti, Reagan pure secondo me. Allora, No. che cos'è mo Questo è un questo gioco? problema. Qui forse tocca usare l'inizio unico. Sì. Ra- Vabbè. Ratatouille? Non è Ratatouille, Enzo. Quindi se noi facciamo ND e scendiamo fino alla R. Railbound. Sì, stanno in binari. È Railbound. Ok. Railbound, scusami, tu... Railland, e c'è O che tu infatti, sei? Reagan. Ah, ok, un puzzle con binari, ok. Va bene. Mm, Questo è Wii Sports. Questo è quello classico. sì, sì, questo è quello base. Che tempi. Tu sei un Sì, Tekken 8? No, più vecchio. aspetta che mo Tekken 6. Ecco, qui di Francesco mi fido Sì, ciecamente. qui proprio non credo Qua vado può tranquillo. sbagliare. Bella Mm, questa foto. It's... Killer 7, no, È Francesco, che un uomo che questo, corre. che cos'è mo? Un uomo che corre. Reagan l'aveva scritto una cosa Rayland. Streets qualcosa, che cosa ci abbiamo con Streets? Driver 2, Driver 2, Sì. ecco qua. Bravi ragazzi. Tu sei Super Mario Party 8. Non è No. Super Mario Party 8. Allora, lui è Battlefield 1942? No. Questo è il 2042 forse. Non credo. Non lo so. Non li gioco io. 5, Battlefield 5. Vai. Ah, vedi quando arrivano lì. Ah, Grande Francesco. così. Tu sei Luigi's Mansions. Però quale? Aspetta, forse il 2. No, no, sei un pochettino più... No. Ok, Dark Moon. Tu sei Lego Indiana Jones. Però... sei il secondo. Ok. Sbranken. Tu sei Resident Evil 3 Nemesis. Nemesis su.
Questo è il Bretto o il secondo? No, questo è il secondo. Secondo? Ce ne sono un bel po'. Tears of the Kingdom. Mario e Sonic ai giochi olimpici. Quale? Questo però dovrebbe essere il primo. Posso mettere insieme? Ecco qua, ok. Questo qua. Sì, sì, sì. Tu sei Blood Omen Legacy of Kain, il primo. No, a te non ti conosco. No, Oddio. no. Pla. Vediamo che... Tu sei un pla. Plata o plomo? No. Potrebbe essere. No, no. Allora. No. Piante contro zombie? No. Plate up. Plate up. C'è un piatto. Plate up. Dove sta il piatto? C'è un piatto, guarda. C'è del cibo, guarda, è un piatto. Guarda, sotto è un piatto, vedi? Sembra WarioWare. Franci, ma c'è scritto... Vedi che era un piatto. Ma se ci inizia con la E F... cos'è questo gioco? Roguelite Cooking Management. Allora, ok, a posto. Questo lo mettiamo un attimo da parte. Allora, tu sei Dummo. Hai visto che l'hanno fatto girare su un PDF, mo? Doom gira ovunque. Com'è possibile? Ovunque. Se il commento mio lo leggete, quindi... No, Francesco, tu spari minchiate a prescindere dal minutaggio. Poi noi lo leggiamo quindi... 15 minuti dopo. Sei tu che sei in ritardo con la live, deficiente. Ah! Suca. Street Fighter 6. Vabbè. Vado a dormire, no. Guarda, quando c'è Francesco. Francesco, fermati. Dove c'è Francesco c'è l'assassino. Vai, Francesco. Questo. Indovinalo. Poi gli dico, ti voglio regalare il nuovo Assassin's Creed e si arrabbia. Oh, vedi, sì, dovrebbe essere Revelation. Lo sapete già, ciao. Ciao, Francesco. E tu non aiuti degli amici nel momento del bisogno. Diciamola questa cosa, eh. Tu sei Batman, quello classico vecchio di tanto tempo fa, quindi dovresti essere forse questo. No. Batman the Videogame. Ecco. Primissimo gioco su Batman. Bello. Immagina un piccolo Vincenzo giocare a Batman e giocare a Batman. Quindi bastava poco per sentirti Batman. C'era bisogno dei 4K 800 Sì. fps eccetera eccetera. No, c'è Ecco. bisogno. C'è bisogno. Se c'è meglio, però tu sei il 2, però non sei il base, sei episodio 2. No, troppo tempo che non li prendo. Aspetterei l'annuncio del terzo, ma No. oramai ci ho fatto proprio il callo, non No. penso che... Però ci sono dei movimenti. Allora, questo è facile. Dai, lo puoi capire pure tu, Gianma, questo qua. Questo è The Sims. Allora, ultimamente sono uscite delle notizie, c'è del movimento intorno ad alcune cose, ma sono sempre rumor da prendere con le pinze di persone che all'interno hanno saputo movimenti tramite Steam della piattaforma. Cioè, diciamo che c'è anche il doppiatore del G-Man. Salve quello, buonasera. Oh, bonsoir, quello. Il doppiatore pare che abbia taggato Valve, Half-Life e qualcosa e poi un post è stato fatto sparire, quindi solite cose. Noi vogliamo cose concrete. Vogliamo un trailer
un anno di uscita e aspettare, punto. Tu sei Red Steel 2, anche perché poi ricordiamo com'è andata del tutto la storia. È uscire episodio 2, ci metti quel finale, poi vi facciamo sapere cos'altro succede e tu intanto ci pensi. Non fai uscire un cazzo? Scusi, ma Half-Life 3 quando esce? No, No, non sappiamo. No. no, non c'è. Non esiste. Poi ti svegli un giorno, un nuovo capitolo. Ma come? Per VR? Oh cazzo, non ci posso giocare. Lo fai? Voi sapete cosa succede nel finale? Faccio spoiler se ve lo dico? Ragazzi, è stata una cattiveria. No, ma il problema, allora, io me lo sono anche posto, difatti la prendo con filosofia la cosa. Io mi metto anche nei panni del creatore di tutto sto popò di roba e di tutto quello che è successo. Ragazzi, cercare di fare il terzo capitolo di una saga che nel momento in cui farà apparire la sua terza incarnazione dovrà per forza portare qualcosa di nuovo e dovrà essere un nuovo punto di partenza, così come lo sono stati i capitoli precedenti. Quindi mettiamoci pure un attimo nei panni di chi deve preparare tutte queste cose. Cioè, c'è un certo peso di responsabilità nel volerlo fare. Ora, far sparire tutto completamente e non far uscire mai più niente, manco un'informazione di trama, qualcosina, ok. Però diciamo che si potrebbe trovare il modo di almeno chiudere la storyline della saga e non lasciare tante persone ancora in sospese su come possa andare a finire la storia. Tu dovresti essere No More Ruminell. No. Quella fottuta nave che poi vedi in Portal 2. Porcaccia la miseria. Poi giochi fai cose, vedi e non saprai mai come andrà a finire. Allora, tu sei Piante contro Zombie 2. Ok. Tu sei un Cesare. O qual era l'altro? Aspetta. No, non penso sia un... Attento. No. Ah, perché cae. Ok, ho sbagliato io. Vabbè, siamo arrivati a 37, però un pochettino ci stiamo rifacendo la mano. E tu sei Little Nightmares, che a breve uscirà anche il terzo capitolo. Comunque, io mo voglio capire la storyline, come la porteranno avanti di questo qui. No, ma difatti adesso stacchiamo anche noi, anche perché domani dovrebbe essere sabato, ma sabato non è, quindi sarà una giornata bella piena. Poi vediamo un attimino domani che cosa fare. Stavo pensando e ne parlavo pure prima con Gianmarco di portare di nuovo Persona 5, così ci togliamo tutto il blocco dell'introduzione, iniziamo ad entrare un attimino nel vivo del gioco, così poi ce lo teniamo per quando c'è più comodo. Quindi ne approfittiamo anche noi ragazzi, noi ce ne andiamo a riposare, facciamo un bel riposino. Voi mi raccomando riposatevi che inizia il fine settimana. Se volete ci troviamo domani. Ragazzi, buonanotte a tutti. Buonanotte. Con la telecamera che funziona e tutto e non Sì. è saltato niente. Sì. Quindi tutto a posto. Abbiamo anche aggiustato, quindi tutto a posto.